Oggi si celebra Santa Regina di Alise. Il nome Regina deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il 7 settembre si celebra la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è una testimonianza dell'interesse sempre crescente nei confronti della qualità dell'aria, a cui la nostra salute è strettamente correlata. L'inquinamento atmosferico, infatti, è stato associato a malattie cardiache e respiratorie, ictus, tumori, diabete e problemi neonatali. Cosa fare nel nostro piccolo? Preferire mezzi di trasporto pubblici o una camminata al posto di utilizzare la macchina anche per brevi tragitti. Passare alle energie rinnovabili quando è possibile e verificare la corretta installazione e manutenzione dei nostri impianti di riscaldamento. A 2 anni dall'invenzione di Baird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, il 7 settembre del 1927 l'inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Il prototipo prende vita nel suo laboratorio di San Francisco e appare rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli, basati su un sistema meccanico, poiché sia l'apparecchio di ripresa delle immagini sia quello di trasmissione delle stesse sono dotati di un dispositivo elettronico. Il televisore di Farnsworth trasmette le immagini su una superficie sensibile attraverso un tubo a raggi catodici. Buona domenica ai 12, oggi una dolcissima luna in pesci sembra riportare tutto al sentimento, anche se si oppone a Mercurio, per cui non saranno tanto importanti le parole quanto i fatti. Ariete, per voi la luna oggi è molto dolce, vi farà sentire il bisogno di sonno, di riposo ed è soprattutto nei sogni che arriverà qualche suggerimento molto interessante, come un qualcosa che vuole comunicare con voi. Prestate ascolto alle vostre emozioni, anche perché è stata una settimana dura e oggi il riposo vi è doveroso come quello sacro agli eroi. Toro, la giornata oggi prevede una luna finalmente amica e oggi torna il sereno in famiglia e negli affetti. Oggi, come al solito, avrete voglia di parlare il meno possibile, ma sicuramente sarete pieni di sorrisi e di sguardi di intesa. Gemelli, luna di quadratura. Seppur Mercurio sta finendo la quadratura con Urano, che è sempre più debole, la Luna tenta di convincervi emotivamente che il peggio è passato ed è il caso di voltare pagina su alcune relazioni o alcune collaborazioni. Cancro, luna finalmente amica in uno splendido trigono per voi che vi corrobora e vi fa sentire di nuovo la forza dei sentimenti e delle emozioni. Basterà solo che l'antipatico Marte si sposti ancora un po' dai vostri gradi per farvi finire un po' ancora di stare sulle spine. Leone, la giornata di oggi prevede la fine dell'opposizione della Luna sulla vostra Venere e quindi oggi rimanete solo in balia dell'amore. Beh, una dolce prigionia. Vergine, la vostra giornata oggi prevede l'inizio dell'opposizione della Luna proprio a cominciare da Mercurio in serata sul Sole, per cui oggi potreste sentirvi un po' non capiti, non dovrete usare molto le parole e soprattutto, proprio per accontentare e andare incontro al partner, a fine giornata probabilmente vi sentirete stanchi, ma paghi di aver fatto il possibile per fare la vostra parte. Bilancia, sicuramente una domenica di riposo con delle problematiche ancora attive, ma decisamente molto meglio affrontate, proprio perché è migliorato il vostro stato d'anima. Adesso Marte esige di essere trasformato in energia fattiva, quindi meno rabbia ma più azione dalla prossima settimana. Scorpione, una stupenda luna di trigono oggi vi ricompensa un po' di qualcosa che è andato storto negli ultimi giorni e si profila una domenica interessante con un invito molto piacevole e soprattutto con una seduzione che non lascia spazio a nessun tipo di fraintendimento. Sagittario, quadratura della luna per voi, quindi oggi potreste essere un po' stanchi, un po' giù di tono, non sarà la domenica iperattiva che in genere vi riservate, oggi avrete bisogno proprio di stare a dormire un po' di più e anche di farvi coccolare un po' dal partner, perché no?
Capricorno, una giornata oggi che vede la luna invece stranamente comunicativa e vi spinge a parlare anche di voi, di tutta una serie di aspettative, di progetti, di pensieri che vi piacerà molto esternare sempre alla vostra maniera un po' filosofica. Migliora molto il dialogo in amore. Acquario, una luna che parla di prospettive, una luna che vi fa vedere lontano, una luna che vi fa capire anche dai silenzi degli altri cosa è il caso di non fare, quindi prestate bene attenzione a quello che gli altri non faranno. Pesci, luna oggi protagonista dei vostri gradi che vi avvolge e vi fa sentire tutta la frequenza dei sentimenti. Oggi non avrete bisogno di parole, i vostri occhi parleranno per voi. Il giorno dell'indipendenza del Brasile, comunemente chiamato 7 de Setembro. È una festa nazionale osservata in Brasile il 7 settembre di ogni anno. La data celebra la dichiarazione di indipendenza del Brasile dal Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve, avvenuta il 7 settembre 1822. Dall'indipendenza dal Portogallo e l'acquisita sovranità statale venne costruito l'impero del Brasile. La ricorrenza nazionale viene celebrata con parate militari, sfilate e discorsi pubblici. Poeta del XIX secolo, Giuseppe Gioacchino Belli sembrava avere una doppia personalità. Dopo un vantaggioso matrimonio con una ricca vedova, si dedica alla poesia e alla letteratura. La morte della moglie lo rende malinconico, ma i moti del 1848 lo spingono verso posizioni reazionarie. Nominato censore, diventa papalino zelante, condannando opere di Shakespeare, Rossini e Verdi. Tuttavia, il suo vero spirito si riflette nei 2000 sonetti romaneschi, in gran parte inediti, che ritraggono la Roma popolare. Questi sonetti, con spirito satirico e realismo crudo, raffigurano una società in declino morale e un mondo popolare pieno di miserie, ma vitale. Inizialmente Belli voleva mantenere segreta la sua produzione e nel testamento scrisse di bruciare le sue carte. Fortunatamente questo non accadde. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non c'è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane. Ed oggi che è sabato, se avete un amico a quattro zampe, portatelo a fare un giro fuori porta. È weekend anche per lui. A domani. Buona giornata dalla vostra Martina.